quando si vuole citare il valore degli alpini come soldati, basta fare soltanto un nome, l'Ortigara. Questa montagna che credo sia entrata nella conoscenza di tutti, per gli alpini è stata la montagna dell'Olocausto durante la Prima Guerra Mondiale. Lì infatti si sacrificarono decine e decine di battaglioni alpini. Cominciò questa tragedia subito dopo l'offensiva del 16 dell'Austria, che conquistò quasi tutto l'altipiano. La nostra controffensiva richiedeva la rioccupazione del territorio perduto sull'altipiano e si pensò di poterlo fare inviando per l'alto, lungo la cresta dell'altipiano, quella cresta che domina la Valsugana, dei reparti alpini, in modo che, liberando dall'alto, potessero agevolare anche l'azione di quelli che stavano nella zona di Asiago e nei dintorni. Successe che vennero lanciati contro Ortigara dei battaglioni, lo raggiunsero a prezzo di perdite ingentissime, superarono delle difficoltà enormi perché quella è una zona particolarmente deserta, arida, rulla, completamente dominata dalle trincee avversarie. Riuscirono a prenderlo, però condizioni di particolare difficoltà dovute alla nebbia, al tiro dell'artiglieria, obbligarono a cederlo. Ancora fu ripetuto l'assalto all'Ortigara l'anno successivo, nel 1917, nel mese di giugno. Anche questa volta interi battaglioni vennero mandati a massa con fatiche sovraumane, lasciando decine e decine di morti nel tragitto di avvicinamento. Riuscirono a conquistare successivamente le varie cime, compresa l'Ortigara. Però negli altri settori non si procedeva, gli alpini vennero lasciati lì per giorni, finché vennero martoriati dal tiro dell'artiglieria, dalle reazioni dell'avversario, per cui anche questa volta l'Ortigara non fu presa. Per considerare l'entità del sacrificio degli alpini, bisogna dire che su 20.000 alpini che hanno partecipato, le perdite furono 16.000. Una percentuale di questo genere, 75% degli ufficiali e 60% della truppa. È per questo che per gli alpini l'Ortigara è un altare. Dove sei stato, mio Dopo la ritirata di Caporetto si sa che
il nostro esercito tenne la linea del Grappa e del Piave, lasciando purtroppo in mano dell'invasore 100 chilometri di territorio nazionale e arroccandosi disperatamente su questa montagna e su questo fiume, che sono diventati per le genti venete i confini ideali della patria, perché spirituali della patria, perché tutti riconoscono a questi due elementi un valore veramente patriottico e sentimentale anche. Gli alpini hanno combattuto sostanzialmente sul Grappa, sia agli inizi, nelle battaglie d'arresto, sia nelle battaglie successive fino alla fine. Addirittura sono arrivati a Feltre durante la battaglia di Vittorio Veneto. Lungo il Piave non era territorio d'alpini, però alcune batterie dell'artiglieria montagna sono state collocate sul Montello, specialmente durante la battaglia del Sostizio, cioè nel giugno del 1918. E in quel settore l'offensiva, l'ultima strenua offensiva austriaca, che doveva portare, secondo loro, al raggiungimento di Milano, espresse tutta la sua energia, tutta la sua rabbia e tutta la sua disperazione. E il Montello fu occupato per un terzo. E risulta che delle batterie italiane schierate lì resistettero sparando ad alzo zero fino all'ultimo momento e poi dovettero difendersi col fucile accerchiati, e veramente fu una cosa eroica. Tra queste batterie c'era anche delle batterie d'artiglieria montagna, per cui diciamo anche ai margini del Piave la presenza delle truppe alpine è stata portatrice di resistenza e di valore.